Diamo alcuni numeri di quello che è l'entità oggi dell'attività che svolgono i consorzi di bonifica. Noi gestiamo oggi il reticolo idraulico minore, parliamo di 18.000 km di canali. Oltre a questo ci occupiamo di 8.000 km di canali che sono prettamente per distribuire l'acqua irrigua, quindi una rete complessivamente che innerva tutto il nostro territorio del Veneto per circa 24.000 km lineari, perché in realtà il nostro Veneto sotto la città di Padova, in una linea immaginaria che da Verona arriva fino nel Veneto orientale, è sotto, decresce da 0 metri fino a -4, quindi è un immenso catino di circa ovviamente 400.000 ettari, dove l'acqua non defluisce a mare se non attraverso un'azione meccanica con gli impianti che la devono sollevare, riportare all'interno degli argini e quindi dei fiumi per farla defluire a mare. Quindi un'area ad altissimo rischio idraulico. Gli impianti idrovoli sono 750 in tutta l'Italia, di cui 400 solo in una parte del Veneto. Abbiamo bonificato un territorio paludoso, l'abbiamo reso salubre per poter costruire le nostre abitazioni e poi l'abbiamo reso fertile e produttivo attraverso l'irrigazione. Se non ci fosse stata l'azione dell'uomo attraverso le azioni di bonifica e la distribuzione dell'acqua irrigua, oggi non avremmo un Veneto sicuro e non avremmo un paesaggio di tipo agricolo irriguo molto importante con le produzioni di qualità che il Veneto porta sulle tavole di tutti gli italiani. Da qui nasce un progetto che è quello di far conoscere il territorio della nostra regione attraverso quello che erano realmente un tempo le vie di comunicazione, l'acqua. Le ville venete, che sono un patrimonio importantissimo, sono tutte posizionate e raggiungibili, lo erano un tempo, attraverso le vie d'acqua. Allora, inserire la lettura di questo territorio attraverso le vie d'acqua, attraverso i manufatti della bonifica, attraverso ciò che l'uomo ha svolto in Veneto, per noi diventava estremamente importante. Quindi non solo leggere le bellezze artistiche, ma leggere anche quei manufatti, va bene, che in realtà sono oggi dei marcatori territoriali fortissimi che non possono essere tralasciati in una lettura complessiva del nostro Veneto.